proseguendo lungo un sentiero, ci incamminiamo e arriviamo in un posto che sembra fuori del tempo. Dei caprari, sorpresi e felici della nostra presenza, ci invitano a bere qualche cosa dentro il loro ovile. Quindi no, che femmina, ma una gambetta storta. Questa gambetta così. Vedi? Femmina è da poi no. No, vedi qui, lì ce ne stanno 100, qua 70, qua una centinaia lo stesso. Quindi sono tutti dentro, aspettano che la mamma No, io di mattina li porto via, alle mamme li do. ci dà. Dopo poi tornano. Li torno a mettere quei cavi lì nel caldo, perché lo vogliono caldo. Il capraro vuole molto bene ai suoi cani e gli sta preparando il cibo per la giornata. Lui dice che durante la notte i suoi cani fanno buona guardia se si avvicinano le volpi che si possono mangiare i piccoli delle capre. Guarda che sta cuocendo la roba sul fuoco. Buongiorno. Erano Chiedi qui. che mi vado a stringere la mano. Piacere Romano. Non so fare io la ricotta, non so fare il formaggio, io so fare soltanto un po' Beh, ognuno ha un suo mestiere. Qui praticamente non le manca niente. E qui siamo dentro un ovile. Dentro un'ovile, sì, un'ovile di capre. E questo era di suo nonno, immagino. E quello non è di mio nonno, ma ce ne sono, ho conosciuto gente da 80 e 90 anni qui. Che già erano. Erano sempre in origine che... Qui non c'è il... Manca la gioventù adesso. Perché non lo vogliono fare questo lavoro i giovani? Lei cosa prende? I filbus quando va a casa? Ah, qui è tranquillo, di fumo e di aria Pulita, pulita, tranquillo. pulita. Quando sale soltanto a metà costa, senti il respiro dell'odore del legno, di tutti i tipi. Sì, l'aria pulita. Tutta la roba che c'è, fiori, che è tutto... Sì, sì. Se lei viene a Milano scappa via. No, ho i figli a Milano. Uno è all'aeroporto, a Linazzo, Antonio. Sì. Un'altra è sposata vicino a Milano stesso e un'altra è nella zona di Brescia, lo stesso. Scommetto che lei col dottore ha praticamente una lontananza. Io? Sì. No, siamo tanto amici, però mi serve soltanto per parlare. Ecco, perché con quest'aria, con l'alimentazione che avete, con questo calore che c'è, lei non ha mica bisogno di niente. Non ci colpisce né freddo né caldo. Ah, se li do mussi, lei. Ma tenga, porta fino a via. Ehi, la battuta che gli hanno bene. Ehi, vai un bim, una goccia. Fa proprio una goccia. Accomodi anche No, lì. io no, non Sì. è vero. Lo facciamo Lo faccio bene io. Lo faccio io dalle Quello lì è quello del padrone. No, Lo devo tenerla io ancora. mi siedo qui che va bene. No, No, ma gli sta bene. Questo è cotta. Io c'ho un loro trovavano e non toccano nulla. Quando andiamo quelli caccioli che io ho visto